non solo i vertici del PD. Sono numerosissimi, soprattutto sul web, i militanti indignati che chiedono le dimissioni dal partito della capogruppo veronese Carla Padovani, rea di aver votato con la maggioranza leghista una mozione che dichiarava la città scaligera a favore della vita, impegnandosi a sostenere associazioni contrarie all'aborto. Al suo fianco si schiera invece l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che invoca il primato della coscienza sugli ordini di scuderia. Ha fatto bene e la rispetto, e ogni politico dovrebbe votare secondo coscienza e non secondo discipline di partito, peraltro partiti che oramai sono superati dalla sensibilità dei cittadini, che non riconoscono più gli schemi rigidi. E quindi io sono a fianco di quella donna che in maniera coraggiosa ha votato secondo coscienza. L'amministrazione comunale veronese ha messo in campo un'iniziativa lodevole, sostiene Donazzan, che non mette in discussione né la libertà di scelta né la legge vigente. La legge 194 è una legge dello Stato, bene, ma abbiamo un problema di denatalità in Italia e forse dobbiamo aiutare le donne a portare a termine la gravidanza e non solo a favorire l'interruzione.